Al telefono Erika Baldin, consigliere regionale 5 Stelle e abitante tra l'altro di Chioggia. E la domanda di rito: buongiorno Erika, come va? Buongiorno a tutti quanti. Va come per il resto d'Italia, cioè una situazione un po' strana, a cui non eravamo abituati, però bisogna portare tanta pazienza e cercare di rispettare tutte le regole che ci vengono date proprio per uscire da questa situazione il prima possibile e tornare alla normalità di tutti i giorni. Ecco, il nostro programma è Basso Polesine centrico e quindi abbiamo un contatto molto intimo, diciamo, con Chioggia, visto che Chioggia l'hanno definito uno dei focolai. Com'è la situazione in questo momento? Ma allora, il focolaio presunto, almeno quello che poi ci viene riportato dai residenti, è a Valli di Chioggia, una frazione che sta sulla Romea, dove si sono verificati diversi casi di contagi, purtroppo anche 8 morti, e quindi insomma la situazione a mio avviso non è sotto controllo, cioè bisogna fare di più, bisogna fare tamponi a tappeto proprio per capire magari chi è asintomatico, quindi non mostra sintomi ma va comunque in giro a fare la spesa, a comprare beni di prima necessità e quindi non rispettando una quarantena che sarebbe obbligatoria nel caso in cui venisse accertata la positività al coronavirus. Ecco, queste persone vanno controllate e verificate se hanno il virus, se hanno contratto questo virus, e quindi fare in modo che poi non si muovano da casa proprio per evitare che vadano a contagiarne altre. Quindi questa è l'unica soluzione che vedo attualmente, perché il problema è che tanti ancora continuano a circolare, magari frequentano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro e quindi espandono ancora di più la potenza del virus, chiaramente, non sapendo di averlo. Ecco, approfittando della tua posizione, essendo consigliere regionale, il Veneto per definizione era un'eccellenza nella sanità. L'emergenza ha fatto venire fuori carenze e magari queste carenze voi le avevate sottolineate o no? Beh, allora, come sai e come penso sappiano tutti, il settore della sanità è stato per anni abbandonato, dimenticato e comunque non finanziato a dovere. Non sto facendo colpe specifiche alla regione, ma forse più allo Stato, ma il problema è che qui in Veneto si è cercato sempre più di restringere la sanità pubblica per dare, diciamo, più slancio a quella privata, e infatti questo lo notiamo anche con le ultime schede ospedaliere, dove si dà tantissimo credito alle strutture private e pochissimo a quelle pubbliche. Fatto sta che poi quando sei in un'emergenza mondiale come questa del coronavirus, le mancanze della sanità pubblica si sentono e si vedono concretamente. Quindi credo che su questa partita qui si sia stati molto carenti e irresponsabili. E spero che finita questa emergenza si torni tutti ad un clima più propositivo nei confronti dei sanitari, dei medici, che purtroppo in questi anni non sono stati valorizzati come doveva essere. Ecco, in questo momento di grandissima emergenza c'è sinergia tra minoranza e governance della regione? Guarda, sia i consigli che le commissioni in questo periodo non si sono tenute o si sono tenute sempre in via telematica, quindi capisci che la trasmissione delle informazioni è molto difficile. Martedì faremo un primo consiglio straordinario, diciamo, dell'emergenza, e quindi avrò più novità in merito. Da parte mia ho tentato varie volte di interloquire, insomma, con i membri della maggioranza, in particolar modo l'assessore regionale alla sanità e il presidente Luca Zaia, e ho avuto risposte un po' con il contagocce o comunque in ritardo.
Ecco, un'ultima domanda, poi ti lasciamo, sappiamo che sei impegnata giustamente anche da casa per la tua attività. Avete qualche idea oppure ne avete, tutte le domande che vuoi. ne avete parlato di quanto si prolungherà questa emergenza e quali attività poi riprenderanno per prime? Ma allora adesso è presto per dirlo, si parla del picco a metà aprile, quindi tendenzialmente dovrebbe rimanere chiuso ancora un bel po' tutto quanto, quindi le scuole non se ne parla, le fabbriche penso anche quelle dopo. Le prime a partire chiaramente sono decisioni che spettano agli esperti, perché nessuna valutazione segue soltanto logiche politiche. Secondo me in questi momenti bisogna senz'altro ascoltare gli esperti senza, diciamo, opinioni personali che non sono fatte da persone con una competenza specifica. Ecco, il mio compito e quello dei miei colleghi dovrebbe essere quello di rappresentare i cittadini e rassicurarli sul fatto di mettere tutte le forze in campo per sconfiggere questo virus. Ecco Erika, noi la ringraziamo, gentilissima anche per la disponibilità. Naturalmente salutiamo i cugini Chiogiotti, visto che abitiamo molto vicino, e facciamo gli auguri a tutta la popolazione di Chioggia, a tutti i veneti e a tutti gli italiani. La ringrazio veramente di cuore, grazie. Io ringrazio voi e portiamo tutti una grande pazienza e tanto coraggio per riuscire a tornare alla normalità come prima.